trovo che questa sia un'iniziativa straordinaria, perché c'è sempre, anche non volendo, un muro tra chi insegna e chi viene a studiare. Sono due generazioni e due mondi soprattutto che in qualche maniera, anche se viaggiano insieme, spesso si contrastano, si oppongono. E allora questa è una bella maniera per fondere passioni e amori, perché anche il rettore, anche il professore più serio è stato ragazzo e ha ascoltato i suoi dischi a casa nella sua cameretta e ha comprato magari all'epoca i vinili, no? Per cui credo che avere la loro storia in musica per voi ragazzi sia una cosa straordinaria, è una bella maniera per conoscersi, una bella maniera per affrontare insieme un percorso, perché ovviamente voi ascoltate probabilmente rap o il trap e loro magari si sono fermati a Jovanotti, che però è stato il papà di questa musica, no? Di questo tipo di espressione. Allora questo è molto bello, ma poi ritrovare che magari loro hanno messo nella loro playlist i Beatles e voi i Beatles li riconoscete in qualche gruppo di adesso. Ed Sheeran può essere rapportato a Simon e Garfunkel di una volta, acustici con le chitarre, però con grandi melodie, con grandi canzoni. E quindi trovo che sia una bella maniera di fondere i due mondi. Bravi.